Piano urbano della mobilità. Per la prima volta oggi a Mestre, Villa Ceresa, i sindaci di 8 comuni si sono incontrati per confrontarsi su uno strumento dagli obiettivi ambiziosi: entro il 2017 potenziare di almeno il 20% la mobilità e nel frattempo ridurre traffico e inquinamento. Insieme vediamo di fare e di pianificare meglio la mobilità, così anche loro abbiano il beneficio delle infrastrutture e delle nuove realizzazioni che abbiamo in corso. Sistema ferroviario metropolitano regionale con collegamenti rapidi tra Mestre e Quarto d'Altino, Treviso, Castelfranco Veneto, Padova e Mirabuse, il passaggio dell'alta velocità dalla stazione di Mestre, il tram che arriverà fino all'ospedale dell'Angelo, percorrerà anche via Miranese, via Castellana, via Bissuola, via Torino e arriverà fino a Piazzale Roma e San Basilio. E ancora un sogno, l'interramento della tangenziale che sparirà dalla vista e lascerà sopra solo il verde. Avevamo previsto l'apertura del passante nel piano urbano della mobilità perché è un'opera che si stava costruendo, non abbiamo previsto per esempio la Romea, che è un'opera ancora di cui se ne parla. Noi cerchiamo di stare con i piedi per terra e di mettere a sistema quello che abbiamo e non quello che verrà o quello che ancora di cui si sta parlando. Adesso vediamo col discorso del passante i benefici per la nostra città e le difficoltà che hanno i comuni di attraversamento del passante. 3 progetti previsti dal PUM per la città storica, poi c'è anche quello della sublagunare che dovrebbe collegare Tessera, Murano e l'Arsenale, ma qui i finanziamenti sono ancora molto incerti. Una cosa invece è sicura: se il volto di Venezia e Mestre cambierà, dovrà farlo di concerto coi comuni della prima cintura, perché questo territorio è un'unica metropoli di oltre 500.000 di abitanti che da Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano, Quarto d'Altino e Spinea si